Alleluia, lodiamo il Signore. Gloria a Gesù. Oh, alleluia. Quanti sono gioiosi questa mattina? Quanti sono felici di essere qui? Alleluia. Innalziamo un grido per la guarigione e redenzione, mostraci quel che vedi e i segreti del tuo cuore. Un popolo chiamato e unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio. Ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita. Osanna al Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Osanna al Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Innalziamo un grido per la guarigione e redenzione, mostraci quel che vedi e i segreti del tuo cuore. Un popolo chiamato unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio. Ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita. Osanna al Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Osanna al Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Alleluia, gloria a te, Signore. Santo sei, Signore. Spirito Santo, inondaci questa mattina con la tua presenza. Osanna, Alleluia. Osanna, Osanna al Re. Osanna, Osanna, Osanna al Re. Osanna, Re. Osanna, Suona la Chiesa ti loda. Osanna, Osanna al Re. Osanna, Osanna, Osanna al Re. Osanna al Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Osanna al Re della salvezza, Osanna Dio l'Altissimo. Osanna Gesù Cristo il Re. Alleluia. Gloria a Gesù. A Dio la gloria. A Dio la gloria. Grazie, Signore, che ci hai salvati. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia a te, Gesù.
Grazie Signore, che hai dato un senso alla nostra vita. Grazie Spirito Santo. Alleluia a te Gesù. Grazie Signore. Oh, alleluia. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi. Egli è qui in mezzo a noi. Concentrati con Lui. Parla al Signore questa mattina. Digli quello che hai nel tuo cuore. Ora basciala perché ti adoriamo, Signore. Basteranno mai per esprimerti gratitudine. Alleluia. Santo questo canto mio, certo finirà, mentre tu, mio Dio, Mai una fine avrà. le mie mani alzerò. Alza le tue mani al cielo. E loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re. Sì, Signore. È un cuore che canta alleluia, alleluia. 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 Una cosa so, verso te aprirò Vieni Spirito Santo. Vieni le Spirito mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, Sì, Signore. perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh, alleluia. Oh, anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Alleluia. Anima mia, benedici l'Eterno. Oh anima mia, Non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Alleluia. Oh anima Alleluia. mia, non essere timida, Anima mia, innalza il tuo canto, benedici l'Eterno. perché E dentro tutto quello che è in di me te benedica il nome suo dimora santo. un leone. Anima mia, benedici Alzati l'Eterno. e Non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, Alleluia. perché
ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che il meglio da offrire a un re Alleluia. è un cuore che canta alleluia, Alleluia. Sarà poco. Oh anima mia, non essere timida innanzi al tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida innanzi al tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida Alleluia. innanzi al tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida innanzi al tuo canto, Alleluia. perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so Alleluia. meglio da Sì, offrire a un Prendi re, questo poco, Signore. è un cuore che canta alleluia, alleluia. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Gloria a Dio. È bella la Chiesa perché è la gioia del Signore è la nostra forza. Amen. Gloria a Dio. Ma non deve mai mancare la parola di Dio. Perché è la parola di Dio che tocca i cuori, è la parola di Dio che trasforma le vite delle persone. È la parola di Dio che è una lampada sul nostro cammino, è una luce sul nostro cammino. Allora questa mattina, se avete le vostre Bibbie, apritele con me, andiamo direttamente in Atti degli Apostoli. Scusatemi. Atti capitolo 10. Parleremo del primo italiano che si è convertito al Signore, Cornelio. Gloria a Gesù. La parola di Dio dice beato chi legge e chi ascolta la parola di Dio, ma poi dice la metti in pratica. Non occorre semplicemente leggerla e ascoltarla, ma dobbiamo metterla in pratica. Dietro di me sicuramente c'è il testo, fra l'altro il testo che voi vedete lì è il testo che prendo anch'io dalla Nuova Diodati. Mi trovo molto bene nella la traduzione della Nuova Diodati. Or vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio di continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio. Ed egli guardandolo fisso e tutto spaventato disse che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse
Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite davanti a Dio e come una ricordanza. Or dunque manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelle, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi domestici e un soldato pio, di quelli addetti al suo personale servizio. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Ioppe. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino, si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora 9, verso l'ora 6 per pregare. Or gli venne fame e desiderava prendere cibo, e mentre quelli di casa glielo prepararono, fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere sopra di lui un oggetto simile ad un grande lenzuolo tenuto ai 4 capi che venivano calato a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e uccelli del cielo. E una voce gli disse: Pietro, ammazza e mangia. E Pietro rispose: niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e immondo. La voce gli disse per la seconda volta: le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure. Questo credo che è un verso che dovrebbe essere proprio dentro ognuno di noi. Dovrebbe proprio essere radicato nella nostra vita. A volte noi facciamo impuro ciò che non è impuro e ci mettiamo anche sopra un piedistallo che è solo per la grazia di Dio che siamo in piedi e siamo salvati. Or questo avvenne per 3 volte e l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. E come Pietro si chiedeva perplesso che cosa potesse significare la visione che aveva avuto, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatosi della casa di Simone, si presentarono alla porta e chiamato qualcuno domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. E mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo Spirito gli disse: ecco, 3 uomini ti cercano. Alzati dunque e scendi e va con loro senza alcuna esitazione, perché sono io che li ho mandati. Se tu questa mattina sei qui, è perché qualcuno ti ha portato qui, ma soprattutto perché il Signore ha voluto che tu fossi qui. Sono io che li ho mandati. Allora Pietro scese dagli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio e disse: ecco, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Ed essi dissero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli. Allora Pietro li invitò a entrare e li ospitò. Poi il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di Ioppe lo accompagnarono. E il giorno dopo entrarono in Cesarea. Or Cornelio stava aspettando e aveva radunato i suoi parenti e i suoi intimi amici. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro e gli si gettò ai piedi e lo adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, sono anch'io un uomo. E conversando con lui entrò, trovò molte persone radunate ed egli disse loro: voi sapete come non è lecito a un giudeo associarsi a uno straniero o incontrarsi con lui, ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessuno uomo impuro o immondo. Perciò appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Ora vi domando: per quale motivo mi avete mandato a chiamare? E Cornelio rispose: 4 giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora. E all'ora 9 pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trovava a casa di Simone, conciatore di pelle, presso il mare. Quando sarà venuto ti parlerà.
Così mandai subito a chiamarti e tu hai fatto bene a venire oggi. Ora noi siamo tutti qui alla presenza di Dio per udire tutte le cose che Dio ha comandato. Allora Pietro aperse la bocca e disse: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito, secondo la parola che gli ha dato ai figli di Israele, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto a tutta la Giudea, cominciando dalla Giudea, dopo il battesimo di Giovanni che gli predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò intorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei Giudei in Gerusalemme e come essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che si manifestassi non già a tutto il popolo, ma ai testimoni preordinati da Dio, a noi, perché abbiamo mangiato e bevuto con lui, dopo che è risuscitato dai morti. Or quegli che ci ha comandato di predicare al popolo e testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudici dei vivi e dei morti. A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo sangue. E qui la Chiesa dovrebbe dire amen. Gloria a Dio. Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. Possa lo Spirito Santo questa mattina scendere su ognuno di noi. Mentre io sto predicando, lo Spirito Santo scendere sopra ognuno di noi. Quanti hanno bisogno di un'unzione di Spirito Santo? E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Così egli comandò che fossero battezzate nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni. Gloria a Dio! Ho voluto prendere questo passo in modo particolare. Di solito ai battesimi invito sempre un pastore a essere qui e quindi non predico io, nel frattempo mi vado a cambiare, ma questa volta non entro io nell'acqua con i neofiti, perché l'altra volta ci stavo rimanendo con la schiena e adesso non entro io nell'acqua, no, ma al di là di questo ho voluto prendere questo passo perché ai primi versetti che noi vediamo noi leggiamo qualcosa che più delle volte noi ci troviamo a discutere con le persone, perché alcune persone, non so se quello che vi sto dicendo l'avete realizzato anche voi, alcune persone ammettono che loro sono brave persone, loro hanno conosciuto Dio, in qualche modo sono nati in una fede cristiana. Qualcuno che è genitore dice: io sono sempre stato un bravo papà, ho sempre lavorato per i miei figli, non ho mai fatto mancare niente, sono un bravo marito, vado a messa, io faccio anche qualche offerta. E quest'uomo noi leggiamo che dice, lo dice la scrittura, quindi affermazione della parola di Dio, egli era un uomo pio, timorato di Dio con tutta la sua casa. Cioè lui all'interno della sua famiglia aveva messo il timore di Dio sui figli, sulla famiglia. Oggi qualcuno dice in dialetto veneto: non che sei più timore di Dio, non che sei più religione. Faccio ridere quando parlo in dialetto veneto. Dov'è Fabio? E lui mi prende in... Dov'è Fabio? Dove sei? Eccolo là. Non che sei più religione. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Cioè una persona che, guardandolo dal di fuori, ma di cosa aveva bisogno quest'uomo? Qual era il suo bisogno? Perché una visione di un angelo appare a lui e gli dice: in qualche modo non sei completo.
tu non puoi andare in cielo, perché tutte queste cose non ti porteranno in cielo. Non bastano. Tutte queste cose non bastano. Vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. E ovviamente si spaventò, mi sarei spaventato anch'io, qualcuno che entra all'improvviso in casa. Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza, cioè le azioni vengono considerate da Dio. Le nostre azioni, quello che noi facciamo, Dio le conosce e lo sa. Sa quando noi possiamo fare qualcosa e non lo facciamo, sa anche quando non possiamo fare qualcosa e lo vogliamo fare, perché Dio conosce il nostro cuore. Dio sa quando Lui viene al secondo posto o quando viene al primo posto. Quando noi vediamo qualcuno nel bisogno e magari abbiamo noi qualcosa da fare nelle nostre case, a volte le nostre case abbondano, abbiamo tante di quelle cose che non è il caso cambiarla, sostituirla, ma c'è qualcuno che sta morendo di fame, c'è qualcuno che non ha neanche niente nel frigorifero da mangiare e magari lo conosciamo pure, però molto facilmente noi cambiamo qualcosa, sostituiamo qualcosa, quando invece c'è qualcuno vicino a noi che ci bussa alla porta del nostro cuore, perché il Signore sa come parlare alla nostra vita e quindi dobbiamo essere pronti. Gesù ha detto: quando avete dato un bicchiere d'acqua è come se l'avreste dato a me. Sapete, il culto, quando noi svolgiamo il nostro culto, perdonatemi se io questa mattina mi prendo qualche minuto in più perché so che abbiamo tempo, cioè ci vuole del tempo, ma voglio dirvi una cosa. Perché io desidero che noi ci abbracciamo prima di fare il culto al Signore? Quando stiamo lodando dopo ci abbracciamo. Perché Dio risiede dove c'è l'amore. Dove c'è realmente un amore reciproco l'uno dell'altro. Non possiamo svolgere un culto se non c'è un'appartenenza reciproca all'uno dell'altro. Se è un mio fratello, se è una mia sorella in Cristo, se tu stai soffrendo, io sto soffrendo. Se tu sei gioioso, io sono gioioso con te. Se un membro del corpo soffre, tutto il corpo soffre. Se un membro del corpo gioisce, tutto il corpo gioisce. Questa è la Chiesa, questo è il corpo di Cristo. Non possiamo venire al culto o a messa, e che vogliamo dire? Venire, farci la nostra cosa, alzarci e andarcene. E poi ci vediamo domenica prossima. Questa è una famiglia. Questa è la famiglia del Signore. Questo è dove Dio ti ha portato. Ti ha portato qui o in qualche altra parte o in qualche altra comunità, ma Dio ti ha portato lì. Vi ricordate quell'uomo che fu preso per strada e fu malmenato? Che cosa fece? Quell'uomo lo portò in una locanda. La locanda è la Chiesa. Se leggete la visione che Dio mi ha dato, è lì. La locanda è la Chiesa, è dove il Signore ti porta e dice: prenditi cura di Lui. Se tu spendi qualcosa, non ti preoccupare, perché quando io tornerò, te lo ridarò. Non c'è gioia più grande vedere qualcuno che è venuto qua ferito, maltrattato, con delle ferite nel cuore, con delle ferite profonde. E quando il Signore ha operato e si è usato di te per benedirlo, si è usato di te per accarezzarlo, ogni giorno, per dargli quell'affetto, quell'amore, perché come posso vedere io il Signore? Lo vedo attraverso di te, lo vedo attraverso il tuo amore. E Gesù ha detto: da questo vedranno che siete miei discepoli, non dalle belle predicazioni che fate dai pulpiti, non quanto bravi siete dottrinalmente. Mamma, quanti bravi dottori conosco io della parola, molto più bravi di me. Ma quando andiamo davanti a Corinzi 13 ci dobbiamo fermare tutti quanti. Sovrana eccellenza della carità. Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, quando avessi tutti i doni da trasportare, la fede da trasportare i monti, ma se non ho amore non mi giova a nulla. L'amore è paziente, benevole, l'amore non invidia, non sospetta, l'amore è altruismo. Questa è la Chiesa del Signore. E se non c'è l'amore non c'è la presenza di Dio, perdonatemi, perché dove c'è la presenza di Dio c'è amore. Amen, gloria a Dio. E qui noi vediamo qualcosa di particolare. Dice:
le tue preghiere, le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Cioè Dio si ricorda di noi. Dio si ricorda delle tue preghiere. Dio si è ricordato, ma al versetto 31 noi leggiamo qualcosa di differente. Guardate cosa dice il verso 31. Il verso 31 disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita. È differente. Perché mentre qua dice le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza, qui dice le tue preghiere sono state esaudite. Quindi vuol dire che Cornelio stava dicendo qualcosa al Signore riguardo alla salvezza. Per essere salvato, vi ricordate? Più di qualcuno è andato a Gesù e ha detto: che devo fare per essere salvato? Vi ricordate? Parlavano della salvezza. Nicodema si fece proprio questa domanda e Gesù gli disse: se non nasci di acqua e di spirito tu non puoi vedere e neanche puoi entrare nel regno di Dio. Nicodemo si stava facendo questa domanda, molto probabilmente Cornelio si stava facendo questa domanda, perché la risposta è proprio questa: la tua preghiera è stata esaudita. Allora vai a chiamare Pietro, perché Pietro ti annuncerà la via della salvezza, e la via della salvezza è uno solo. Si chiama Gesù. Io sono la via. Non dice sono una via. Io sono la via, la verità e la vita. Non vi illudete, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cornelio, tutto quello che tu fai è buono, è meraviglioso, è importante, ma non ti servirà per la salvezza. Se tu vuoi entrare in cielo, tu devi nascere di nuovo. E devi nascere di acqua e di spirito. E allora manda a chiamare Pietro. E Pietro che cosa fa? Pietro non è che gli impone le mani e ricevi lo spirito. Pietro predica la parola, perché è la parola che guarisce, è la parola che salva, è la parola che tocca i cuori. Pietro inizia a predicare il messaggio di Gesù Cristo. Questo Gesù che è stato rapito, questo Gesù che è salito al cielo, questo Gesù che era qui, che è stato messo in croce, è risorto. Morte e resurrezione di Cristo. E guardate cosa succede, che mentre sta predicando, lo Spirito Santo scende. Perché? Perché quando noi predichiamo la parola e predichiamo la sana dottrina, lo Spirito Santo scende. Lo Spirito Santo scende, non sono le mie parole, è lo Spirito di Dio che scende. È lo Spirito Santo che scende. Ecco perché nella Chiesa non deve mai mancare l'insegnamento della parola di Dio. Assolutamente. Noi cresciamo nella parola, la tua parola mi ha fatto vivere, mi ha fatto crescere. Un uomo giusto, timorato di Dio, in cui rende, il versetto 22, in cui rende buona testimonianza a tutta la Giudea. Era un uomo che tutta la Giudea diceva è una brava persona. Stiamo parlando di un centurione, un uomo di legge. Eppure tutti rendevano buona testimonianza. Lui si prendeva cura, faceva le offerte. Ma Pietro ha avuto bisogno di un cambiamento. E io credo che questo cambiamento c'è bisogno nella Chiesa oggi, più che mai. Perché noi che abbiamo avuto la conoscenza, il Signore si è fatto conoscere da noi, ha soffiato leggermente su di noi, ma proprio leggermente ha soffiato su di noi. A volte ci mettiamo su un gradino più alto e guardiamo gli altri dall'alto a basso. Ma sai, tu sei ancora idolatro, perché tu ti rivolgi a Maria, perché tu ti rivolgi ai santi, perché tu vai a pregare le statue. Non vi scandalizzate, io non ho problemi di dirlo. Sapete quanta idolatria c'è in mezzo a noi? In mezzo agli evangelici. Sapete cosa significa idolatria? Idolatria non è solo una statua. Sapete che idolatria è anche adulare e idolare la moglie, il marito, i figli? Sapete o no? Il mio maritozzo. Ah, pastore, toccami tutto ma non i miei figli. E ci sono alcuni che hanno lasciato la Chiesa perché i figli sono stati ripresi e hanno abbandonato la Chiesa. Tutto ma non i figli. I figli sono
Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto. Il Signore deve essere al primo posto nella nostra vita. Tutto quello che noi abbiamo ce l'ha donato il Signore. Marito, figli, mogli, tutti. Sono Suoi. E Lui ha stabilito il giorno in cui se li chiamerà, quando andranno con Lui. Ha stabilito anche il mio giorno. Perché Davide dice: tutti i miei giorni ti erano contati. E Lui sa quando è il giorno che io dovrò tornare a casa, se sarò fedele fino alla fine. La sorella, fino all'ultimo giorno, quando sono stato con lei la settimana scorsa, ero stato con lei a pregare lì in ospedale, sapete cosa mi ha detto? Guardate la fede. Pastore, ci vedremo in chiesa. Ci vedremo in chiesa. La fede, fino alla fine, aggrappato al Signore. Ma io so che ci vedremo lì. Ci vedremo lì e l'abbraccerò. Ci vedremo in cielo. Se io rimarrò fedele al Signore fino all'ultimo giorno della mia vita e posso dire, come magari lei ha detto, ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede. Gloria a Dio. E Pietro ha dovuto cambiare. Ed egli disse loro: voi sapete come non è lecito ad un giudeo associarsi a uno straniero o incontrarsi con lui, ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessuno uomo impuro o immondo. Il Signore ci dia l'unzione dello Spirito Santo di cui Paolo pregava. Io prego affinché voi sappiate abbracciare con tutti i santi quale sia l'altezza, la grandezza, la profondità dell'amore di Dio. Fratelli, la denominazione l'ha creato l'uomo, Dio non ha creato la denominazione. In cielo non c'è Assemblea di Dio, Elim, CCP, PPP, Pupupu, Mamma, Bebebè. In cielo non c'è questo. In cielo ci sono tutti coloro che hanno lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello. E questa mattina loro, quando scenderanno in queste acque battesimali, non sapete voi che tutti quelli che si sono, guardate cosa dice il verso, giacché avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza ed immagine di colui che l'ha creato. C'è un rivestimento, c'è una veste nuova. Gloria a Dio sulla nostra vita. Egli ci spoglie dalla nostra vecchia vita, la nostra natura, e quando usciamo da quest'acqua, perché il battesimo per immersione? Perché vuol dire proprio questo: io muoio con Cristo sulla croce, la mia vecchia vita non mi appartiene più. Nel momento in cui io torno su, sono una nuova creatura in Cristo Gesù, sono risorto con Cristo. Non è un po' d'acqua in testa. E lo ripeto e lo continuo a dire. Se voi andate a vedere, tutti quanti voi, andate a vedere le vecchie chiese, a Parma c'è un bellissimo battistero proprio di fronte alla chiesa. E i battesimi venivano fatti per adulti, non da bambini. E quindi il battesimo nella vita della persona avviene quando ha creduto, quando ha capito, ha realizzato. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Io devo credere, sono io che devo dichiarare apertamente davanti ai principati, alle potestà, perché io non nasco cristiano, io nasco in una famiglia cristiana. Io ringrazio il Signore per l'insegnamento, pur essendo evangelico, nato in una famiglia di fede evangelica 63 anni fa, fra poco 64. Sono venuto al mondo, mio padre era già nella fede evangelica, ma io mi sono dovuto incontrare con Cristo. E io ho incontrato Cristo e la mia vita è trasformata. E io sono sceso nelle acque battesimali e io ho dichiarato apertamente e pubblicamente: la mia vita appartiene a Gesù. Non è frequentare una chiesa che ti rende cristiano. Non è una stalla che dice questo è un cavallo perché vivi in una stalla, perché è cavallo. Così anche un pesce. Se è in acqua, non è perché sta nell'acqua è un pesce, ma perché è un pesce e ha bisogno di stare in acqua. Così noi abbiamo bisogno della Chiesa, ma perché Cristo ci ha trasformati, ci ha cambiati, ci ha fatto creature nuove. Le cose vecchie sono passate. In mezzo a noi ci sono persone che vivevano nel peccato più profondo, droga, alcolismo, addirittura qualcuno nella camorra, vendeva armi. Ma quando si è incontrato con Cristo, il Signore ha cambiato e trasformato la sua vita completamente.
e ha potuto dire, come dice l'Apostolo Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la testimonianza è che la vita che ora vivo nella carne, io la vivo nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il cristiano, la Chiesa è questa, quella di emanare il profumo di Gesù Cristo a quanti non lo conoscono ancora. Non importa la religione, non importa la dottrina, non importa quello che tu dici, le parole. Qualcuno ha detto, predica, e se proprio devi prendere la parola, prendila. Ma tu predica, perché a volte anche il nostro silenzio predica la parola di Dio. Anche il nostro tacere, quando siamo con gli altri, quando siamo al lavoro, non ci lasciamo trasportare in certi discorsi che non ci appartengono, in certe barzellette poco piacevoli, in certe situazioni. Ti vuoi fare un nemico o un amico? Parlagli di Gesù. Continua a bombardarlo di Gesù. Vedrai che non ti chiamerà più. Però ti chiamerà, sai quando? Quando ha bisogno. Quando c'è un bisogno particolare sa a chi rivolgersi, sa a chi andare. E dirà, puoi pregare per me? Puoi dire alla tua Chiesa che prega per me? Signore, grazie. Grazie per la tua parola. E Pietro dovette dire. Allora Pietro, aperta la bocca, al versetto 34 disse, in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità. Dio non usa parzialità. Dio non guarda quello che guardiamo noi. E grazie a Dio che non guarda quello che guardiamo noi. Perché noi a volte facciamo, le persone non le conosciamo neppure, ma ci facciamo subito un'idea di quella persona. Sai, a pelle, avete mai sentito? A pelle mi sembra, ma non mi piace a pelle. Nella Bibbia non trovo mai a pelle. Mai. Non c'è niente a pelle. Gesù, sapete cosa ha fatto a pelle? È andato da una donna che era rifiutata nella società, la donna samaritana. L'ha aspettata al pozzo. È passato per quella strada che non doveva passare di là. Ha fatto una strada più lunga per incontrarsi con lei. Hai 5 mariti, lo so. Donna fallita, situazioni difficili. Una donna già che allora essere donna era poi samaritana. Come mai tu parli con me che io sono una samaritana? Cioè, non c'è, figurati. No, io sono venuto qua proprio per te. Sono venuto per te. C'è un lebbroso che esce dalle catacombe e sa che Gesù sta passando di là. E questo ha sfidato tutti, perché un lebbroso non poteva camminare nel centro città, veniva lapidato all'istante. Lui esce da quel posto perché sa che c'è Gesù e sfida tutto attraverso la città. Sapete che dovevano portare un sacco addosso e dovevano gridare immondo, e le persone si dovevano stare distante, lontano. Lui, pur di morire lapidato, va incontro a Gesù e si inginocchia davanti al Signore. La più bella preghiera, secondo il mio punto di vista, nel Nuovo Testamento. Signore, io so che se tu vuoi, tu puoi. Che bella preghiera. Perché a me? Ma Signore, io avevo una famiglia. Signore, io so che se tu vuoi, tu puoi. E Gesù stese la sua mano su quel corpo che nessuno poteva toccare, la lebbra. Gesù toccò quella lebbra, sì, lo voglio. E così ha fatto il Signore con noi, perché la lebbra è il peccato che ci consuma. Così ha fatto nelle loro vite, nelle vite di quanti siamo qui presenti, che possiamo testimoniare. Ci siamo incontrati con Cristo risorto e ha cambiato e trasformato la mia vita. Ascoltate bene, non c'è remissione di peccato se non c'è la consapevolezza di essere peccatori. Se non riesci a comprendere che hai bisogno di essere salvato, non può essere guarigione se non sai di essere malato. Non andrai mai dal medico. No, io sto bene. La maggior parte dei tossici non vogliono essere curati perché ma io una volta, 2 volte al giorno, sai, io fumo soltanto un po' di spinelli, ma proprio. Poi si rendono conto di essere caduti in un baratro enorme. Ma fin quando non lo riconosci? C'è stato un uomo. E concludo. Un uomo che non ha visto Gesù operare i miracoli. Un uomo che non l'ha visto mentre lui guariva, liberava, sanava, e liberava dalla cecità, risuscitava i morti.
No, non l'ha visto così. Non so se era al lato destro o al lato sinistro di Gesù. Lo so qual era la sua posizione. Però ha visto quello che hanno fatto a Gesù. Ha visto che lo hanno sputato in faccia. Ha visto che lo hanno frustato a morte. Quanti avete visto il film La Passione? Io non sono riuscito a vederlo, perché quando quegli aghi tirava la pelle, io ho sempre pensato, lui ha sofferto questo per me. Tutto, ogni parte del corpo. E quando lo hanno anche ingiuriato, quando gli hanno detto, se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, salva te stesso e io crederò in te. E qualcuno che lo continuava a prendere in giro sotto la croce. Ma c'era un altro al suo fianco che lo ha guardato negli occhi e riprendendo anche l'altro che era al suo fianco gli ha detto: ma come fai? Noi paghiamo per il prezzo della colpa e giustamente stiamo pagando quello che ci sta succedendo. Ma lui non ha fatto niente, anzi. E poi rivolgendosi a Gesù, guardandolo negli occhi, gli dice: Signore. Era un giudeo. Un giudeo non chiamava Signore a tutti. Un giudeo aveva ben chiaro il termine Signore, perché tu amerai il Signore, il Dio tuo, e a Lui solo renderai il tuo culto. Non è come noi che la parola Signore la usiamo, buongiorno Signore, buongiorno. Il Signore, era Dio. E Lui rivolgendosi a Gesù, un uomo sulla croce come Lui, picchiato, frustato, sta pagando lo stesso prezzo suo e gli dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Aveva visto il regno di Dio e Gesù afferra quella parola. Non gli ha detto: scendi dalla croce, vai dal Battista che ti battezzerà, non ti preoccupare adesso. No, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Il primo ad andare in cielo è stato lui, un ladrone. Né Mosè, né Elia, né lui. Primo, un ladrone, morendo sulla croce, ma ha guardato Gesù. Che questa mattina ognuno di noi possa avere la piena consapevolezza che Gesù è il Signore, che Gesù è il Re dei Re, che Lui è andato a prepararci un luogo e che il tuo nome è scritto nel libro della vita. E se non l'hai ancora fatto, il Signore della tua vita, questo è un giorno speciale per te. Fallo oggi, Signore. Oggi decidi nel tuo cuore: Signore, voglio riceverti come mio Signore e Salvatore, e ai prossimi battesimi ci sarò anch'io. Non so da dove vuoi andare, non importa, noi li avremo magari, non lo so, maggio, giugno, non lo so. Ma se tu vuoi esserci, di io voglio esserci, perché io riconosco che Cristo è morto per i miei peccati e io desidero morire con il Signore sulla croce. Voglio dare la mia vita e dire: Signore, la mia vita ti appartiene. Amen. Gloria a Dio. Bene, adesso voglio invitare i due aiutanti a entrare nelle acque. Gloria a Gesù, mentre ci prepariamo per i battesimi. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Quanti sono emozionati? Gloria a Dio. Loro tremano, ma non dal freddo. Gloria a Dio. Quanti hanno fatto un battesimo 20 anni fa? 20 anni fa. Gloria a Dio. Ok, quanti l'hanno fatto 10 anni fa? 10 anni fa. Gloria a Dio. Quanti l'hanno fatto 5 anni fa? Gloria a Dio. Amen. Quanti l'hanno fatto la volta scorsa qui? Gloria a Dio. Quanti lo devono ancora fare? Wow, ce ne sono. Sarete pronti? Gloria a Dio. Amen. Allora chi è il primo che devo chiamare questa mattina? Chi è il primo? Alessandra. Alessandra ci racconterà, vieni qua su, ci racconterà di quello che Dio ha fatto nella sua vita. Finalmente una da Marostica. Abbiamo ancora.
Pace a... Svenire, io sono... No, pace a tutti, io sono Alessandra, ho 58 anni e vorrei dirvi quanto paziente, quanto dolce è stato il Signore per me e nella mia vita. Intanto vi racconto una cosa molto strana. Io sono stata battezzata da piccola, e ero molto grave in ospedale e appena nata io sono subito stata battezzata e la mia madrina e il mio padrino erano i genitori di Antonella. Chi è Antonella? Antonella è mia cugina. Oggi Antonella è qua con me e sarà lei che mi aiuterà in questo battesimo. È lei che mi ha portato qui, è lei che mi ha fatto conoscere questa chiesa, nonostante io sia di Marostica, e lei non la conoscevo però. Ora vi spiego perché il Signore è stato paziente con me, molto buono, molto dolce con me. Allora io praticamente ho avuto problemi fin da piccolina perché io sono nata con un angioma alla mano, una parte del corpo, e la mia vita non è stata facile perché le persone mi vedevano diversa e io non mi accettavo. Pertanto devo ringraziare i miei genitori perché io sono nata in una famiglia cristiana e lì mi hanno dato l'input per rivolgermi ogni volta che avevo bisogno al Signore, a Gesù. E questo mi ha aiutato da piccolina, però mi ha aiutato ancora perché a 25 anni ho avuto problemi grossi di salute. Ho avuto un tumore che poi per fortuna si è risolto, ma Gesù mi è stato accanto e mi ha portato avanti. Ancora mi ha portato avanti, perché poi mi sono sposata, ho avuto 2 figli, però da allora sono cominciati i miei problemi. Problemi perché? Perché i miei figli hanno, e tuttora uno ha ancora, non sappiamo che cos'ha, problemi di salute. Però il Signore mi ha portato avanti, ancora, dolcemente, e mi ha detto: dai Alessandra, forza, avanti. Ho avuto ancora problemi economici. Io ho perso tutto, ho perso la mia casa, ho perso tutto, ho fatto 8 traslochi, ho avuto tanti problemi, però il Signore mi ha portato avanti ancora e mi ha detto: dai Alessandra, forza. Ho avuto però ancora altri problemi di salute molto grossi, ancora. E lì non vi dico perché all'inizio quando ero giovane avevo i miei genitori e avevo paura di lasciare, non ero preoccupata per me perché sapevo che il Signore mi avrebbe accolto. Ero preoccupata per i miei genitori perché io sono figlia unica e dicevo: e chi lascio i miei genitori? Saranno da soli dopo. Però poi la seconda volta che ho avuto problemi grossi di salute, un altro possibile tumore, questa volta al cervello, perché non sapevo che cosa avevo, poi si è risolto tutto. Avevo un figlio piccolo, aveva 5 anni. È stata dura, è stato difficile, è stata la cosa più difficile, ma vi assicuro che il Signore mi ha portato avanti. Mi ha portato avanti in ogni momento della mia vita, in ogni istante, perché avevo imparato, e devo ringraziare i miei zii che sono evangelici da tanti anni, mia cugina poi, a pregare il Signore in maniera diversa. Io parlavo con Gesù, gli dicevo: oh, cosa mi stai facendo un'altra volta? Io non ce la faccio più, sono stanca, aiutami, sono tanto stanca. Però lui mi diceva e mi diceva sempre in ogni momento e mi metteva accanto le parole giuste, le persone giuste, i momenti giusti. Però ancora non ero pronta ad arrivare a questo momento. Sono giunta pronta per un altro grosso problema che ho avuto in famiglia, che ancora sto vivendo e che però io non avevo più le forze per superare. E allora sono arrivata qua in una grande famiglia, mi sono sentita accolta, abbracciata, amata, senza sapere qual era la mia situazione,
senza sapere i miei trascorsi, senza sapere i miei problemi. Loro mi hanno voluto bene, così come sono, cosa che tante persone non avevano ancora fatto. Ringrazio il Signore per questo. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Adesso si occupa del banco alimentare in chiesa. Ok, puoi salire di qua. Gloria a Gesù. Vieni, la sua cugina, che l'ha portata al Signore, che bello. Alleluia. È una gioia anche per te, no? Ok. Gloria a Gesù. Entra pure in acqua. Gloria a Dio. Eccomi qua. Mi devo avvicinare. Facciamo le domande di turno. Di qua, vieni qui davanti, No, di qua. Girati. Allora vengo io avanti, perché non volevo mettermi davanti alla... Ok. Alessandra, dagli le mani a loro. Tu credi che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Sì. Tu credi che Dio ti ha tanto amato che ha mandato il suo figlio a morire sulla croce per te e oggi lui è seduto alla destra di Dio Padre e intercede per te? Sì. Sei pronta ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni che Dio ti darà qui su questa terra? Certamente sì. Allora, per il mandato che Dio ci ha dato, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un miracolo ha fatto in me, il mio Alleluia. Salvatore. Un miracolo ha fatto in me, quando venne nel mio cuore. Alleluia. La sua grazia è giunta a me, trasformandomi, dandomi fede. Un miracolo ha fatto Gesù in me. Alleluia, un miracolo Gesù ha fatto in me. Amen. In quanti ha fatto un miracolo il Signore? Gloria a Dio. Alleluia. Allora adesso chiamiamo subito, eccola qui, aspetta che ti porto io, Patrizia. Gloria a Gesù. Vieni, sali. Ok. Ecco qui, Devo Patrizia, appoggiarmi. sono qui con te. Allora, anzitutto ringrazio Soralde che mi ha fatto conoscere questa chiesa. Graziella che non è più in cielo, Maria e Silvana che hanno insistito per portarmi quando volevo gettare a spugna. Veronica che ha raccolto tutti i miei sfoghi quotidiani. E mie amiche sono qua, Dorella, Rosanna, Alessandra e Antonella che mi ha dato quel libro, Intromissione Divina, che mi ha cambiato dentro. Un anno fa io ho ricevuto lo Spirito Santo e adesso sono qua per battezzarmi. Allora, indosso ancora la maglietta del battesimo scorso, che non ho fatto perché non mi sentivo ancora pronta, adesso sono. E ringrazio veramente il pastore che mi ha supportato. Gloria a Dio. Mi è stato bello questa mattina quando ha fatto le foto in mezzo agli altri, ha detto io sono la pecora nera. E poi anche io come Alessandra voglio dire che ho avuto la vita, il Signore mi ha avuto pazienza e mi ha lanciato salvagenti. Ho avuto una vita difficile perché mia mamma è morta. Non avevo ancora 3 anni, poi ho avuto problemi di salute, si vede, marito, figli, sempre problemi, però ecco, non ho mai perso speranza e la gioia. Gloria a Dio. Amen. E quello che mi piace... Quello che mi piace di Patrizia è che mi interroga sempre, su qualsiasi cosa mi interroga. E a volte abbiamo anche litigato un pochino su certe cose, vero Patrizia? Però... Sì, è vero. Però mi sopporta. Ok, vieni tesoro. Va bene, grazie. Vieni qui. Ok, adesso prova a alzarti. Oppa. Ok. Ragazzi, prendetela voi, ok? Gloria a Gesù. Ah sì, Gloria, che bello essere qui. Qual è il tuo nome? Lorella. Oh, grazie di essere qui.
Ah, ok. È la consuocera, che bello, è qui che con lei è venuta ad onorare la sua presenza. Grazie, grazie. Grazie Loretta. Puoi salire anche su, Loretta. Gloria a Dio. Allora la domanda che ho fatto precedentemente, che è molto importante. Patrizia, tu credi che Gesù è venuto in questo mondo e è morto per i tuoi peccati? Sì, Credi che Egli è risorto ed è seduto alla destra di Dio Padre e intercede per te? sì, lo credo. Per la tua testimonianza di fede e per il mandato che Dio ci ha dato, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto vorrò Lodare il Signore con tutto il cuore. Sandra, Dalla aiutala. nascita del Aiutala anche tu. Aiuta sole anche tu a lei, per favore. fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore. Gloria al Signore, lodatelo voi servitori suoi, glorificate il Creatore, benedetto È il nome suo, da ora in poi e per l'eternità. Mamma mia, questi cantici saranno 50 anni. È una cosa, mi ricordo dai campeggi che cantavamo da bambino, facevamo dalla nascita del sole fino al suo tramonto. Me lo ricordo ancora questo cantico, ma è vero, dalla nascita del sole fino al tramonto Dio è con noi e anche la notte. Amen. Gloria a Dio. Ed vieni cara, vieni. Gloria a Dio. Eccola qui la più giovane. Adesso. Gloria a Dio. Ciao a tutti, mi chiamo Ede, ho 85 anni. Ecco, ecco, ho avuto una vita normale, diciamo. Ho avuto alti e bassi, come tutti, e da quando sono venuta qua mi sembra di aver cambiato la mia vita, sì. Gloria a Dio. Sono più libera, mi sembra di essere più, non so, è una comunità questa che mi dà tanta gioia, mi Gloria dà a tanto, sì, il pastore anche. Gloria a Dio. Se no lo cambiavamo, Sì, ecco, e sono contenta di fare quello che faccio, il Signore mi ha illuminato. Lo faccio veramente in nome del Signore. Amen. 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 La conosco da tanti anni. Ha un figlio un po' difficile, purtroppo. Ecco. E comunque è bello perché Monica comunque ha portato un po' tutti al Signore. Monica, vieni, non vuoi venire? Vieni, Monica. Gloria a Dio. È merito suo se sono qui. E Monica È bello quando qualcuno ci parla del Signore, è vero? persona, sì. E Dio si usa. Vedete, prima qualcosa che non ho condiviso con voi. Quando manda a chiamare Pietro, lui prepara tutta la famiglia. C'era tutta la famiglia, perché riteneva che era importante il messaggio del Vangelo. Pietro viene qua e lui che cosa dice? Parlaci di ciò che Dio vuole dirci, perché Dio è in mezzo a noi. Capite che a quel tempo si andava solo in sinagoga, si andava solo in sinagoga, in chiesa, e invece lui aveva compreso che Dio era in casa sua. Che rivelazione meravigliosa. E Pietro nel predicare lo Spirito Santo scese, magari nella sinagoga non scendeva, ma a casa delle persone lo Spirito Santo scendeva. Amen. Adesso vieni con me, fagli spazio a mamma.
La nonna. Ok. Volete salire lassù? Salite anche voi. Gloria a Dio. Alleluia. Vuol fare il tuffo? Scusatemi, sono in mezzo, mi metto... Anche perché è difficile che non vengo io in foto. Alleluia. Siamo pronti? Gloria a Gesù. Davanti alla Chiesa, davanti ai principati, davanti alle potestà, tu credi che Gesù è morto in croce per te, per salvarti? Sì, Credi che Egli è risorto ed è seduto alla destra di Dio Padre e intercede ogni giorno per te? sì, Sei pronta ad amarlo, ubbidirlo nella tua vita, servirlo con tutto il tuo cuore, fino a quando il Signore ti terrà su questa terra e poi lo incontrerai in cielo? sì. Per la tua testimonianza di fede, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una nuova vita, Alleluia! Gesù mi chiede. Tutto il resto. Tutto vecchio è passato, tutto nuovo è. Alleluia! Sempre vincitore, Con Lui sarò. Una nuova vita, sì Gesù mi chiede. Una nuova vita, Gesù mi chiede. Tutto vecchio è Alleluia! passato, tutto nuovo è. Sempre vincitore, Con Lui! con Lui sarò. Una nuova vita, sì Gesù. Alleluia! mi Roberto, chiede. vieni. Gloria a Dio. Ecco Roberto. Sapete, questa è una pecora che io conosco poco. E per un pastore non va bene. No, però voglio dire, è un bel po' di tempo che viene in chiesa insieme alla nostra sorella e si siedono lì sempre tutte le domeniche, tutti i culti, presente. E quando ci sono stati i battesimi, lo studio dei neofiti, gli ho chiesto se lui voleva entrare, ho detto vuoi ascoltare? E lui è venuto. E poi ha detto, pastore, io mi battezzo. Amen. Sentiamo un po' quello che... Sì, pace a tutti. Niente, ho trovato insieme alla mia amica Tania questa chiesa e ci siamo trovati molto bene e abbiamo frequentato per quasi più di un anno e visto che Dio ci ha indicato questa strada abbiamo continuato a venire ogni domenica e così abbiamo partecipato e ho deciso di fare anche il battesimo perché ho sentito proprio il Signore Gloria a Dio. mi ha detto fai questo passo e io nel 2010 ho avuto problemi fisici, mi hanno portato in ricovero. Mi hanno portato in ricovero ospedale, era molto grave. E per questo ho deciso anche di avere questo aiuto che il Signore mi dà. Amen. E niente, per fortuna che ho recuperato, ho avuto problemi anche perché sto circa un anno in coma, in terapia intensiva.
Ho sentito proprio la mano di Dio che mi Gloria a Gesù. chiamava e io ho teso il mio cuore e lui mi ha dato una mano. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Sono svegliato. Gloria a Gesù. Per questo adesso, avendo avuto questo aiuto, spero che il Gesù mi indichi la strada giusta e facendo questo battesimo so che il Signore mi darà l'aiuto necessario. Amen. Amen. Gloria a Dio. Benvenuti in famiglia. Amen. Gloria a Dio. Vieni qua. Alleluia. Sì. Poi entri in acqua. Gloria a Gesù. Guarda. Ok. Gloria a Dio. Ci sono dei trascorsi nelle nostre vite, ci sono situazioni, dei passati, no? Nella nostra vita che solo Dio conosce. Ma Dio ha stabilito questo giorno per Lui. Ha stabilito che ci fosse questo giorno. Ed è meraviglioso. È sempre silenzioso, di poche parole. Però ho avuto modo di conoscerlo. A me non piace violentare, entrare nelle vite delle persone, però è stato meraviglioso. E oggi ha deciso di donare la sua vita al Signore con tutto il cuore. Gloria a Gesù. Roberto, nella piena libertà, tu hai deciso di scendere questa mattina nelle acque battesimali, perché tu credi che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati. Sì, Levo. Tu credi che Egli è risorto, è seduto alla destra di Dio Padre e intercede ogni giorno per te? Sì. Sei pronto ad amarlo, ubbidirlo, servirlo tutti i giorni della tua vita che il Signore ti dà su questa terra? Sì. Nella testimonianza di fede davanti alla Chiesa, davanti ai principati e alle potestà, il mandato che Dio ci ha dato, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia, la confusione egli prese la mia vita, di lode e di dolore, la rese bella, buona il Signore. alleluia, gloria a Dio. Grazie Signore, anche per i miei baldi, è vero o no? Guardate che fisici speciali abbiamo. Siamo sicuri che non restano sott'acqua, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Qualcuno mi ha detto, pastore, ma devo andare proprio sotto? Sì, ho detto, casomai ti diamo, se vuoi rimanere un po' in più ti diamo una cannuccia. Tu respiri da là sotto. Gloria a Dio. Chi devo chiamare di voi due? Vieni pure tesoro, vieni Silvana. Gloria a Dio. Silvana ha una testimonianza forte. Si decise prima suo marito di dirmi, pastore, voglio battezzarmi. E io ricordi che disse, aspettiamo che si battezza anche tua moglie. Ma lei non era proprio, ancora non era pronta. Poi il Signore ha fatto sì che ogni cosa fosse pronto. A te la parola. Pace a tutti. Vuoi che resto qua, vicino a te? La mia vita è stata un po' movimentata, sono sempre stata alla ricerca di Dio. Fin da ragazza ho avuto dei grandi problemi dove la mia famiglia mi ha abbandonato ed ero sola. Io ho sempre chiesto aiuto a Dio, ma Dio era vicino a me senza che io me ne accorgessi, perché ha fatto sì che la mia vita avesse
un procedimento dove mi ha tirato via da dei guai e il Signore mi è stato vicino. Ho visto tanto male da parte delle persone che avrebbero dovuto aiutarmi e questo mi ha sempre fatto, ho sempre avuto la domanda che ma se Dio esiste, perché deve permettere che tante persone facciano male ad altre persone in questa maniera, specialmente da persone che si ritenevano figli di Dio. Dunque, però Dio mi ha dato la forza di superare finché sono entrata a far parte sempre alla mia ricerca, c'era sempre quel qualcosa che mi mancava. Io avevo bisogno di Dio e lo cercavo con tutto il mio cuore, finché sono entrata a far parte di un gruppo che mi sembrava che lì Dio era amore. Ho visto tanto amore nei miei confronti e ho detto, qui c'è Dio. Senza rendermi conto che ero stata soggiogata e che mi era stato come fatto un lavaggio del cervello. Avevo i bambini piccoli e ho privato i miei figli di tante cose. I miei figli hanno sofferto per questo. E io mi sono sentita tanto in colpa, finché quando sono riuscita veramente a capirlo, ne sono venuta fuori, sempre con l'aiuto di Dio, ma non mi sono arresa. Io ho sempre continuato a pregare Dio, nonostante mi fossi sentita abbandonata da persone che dicevano di volermi bene. E dopo che sono uscita fuori, ho incontrato il giorno dopo per strada e nessuno più mi riconosceva, nessuno mi salutava e questo mi ha fatto credere ancora una volta, ma Dio è veramente amore. Ma se Dio è amore, perché l'uno con l'altro dobbiamo soffrire in questa maniera, dobbiamo farci così male? Finché poi io sono sempre alla ricerca, non mi sono mai fermata, io ho continuato sempre a pregare. Continuavo a fare dei sogni che mi turbavano e non ne parlavo con nessuno perché pensavo che qualcuno mi prendesse per pazza e dunque me li tenevo dentro di me. Quando mio figlio è nato in Australia, è partito, ne ho sofferto parecchio. E dopo io facevo dei sogni mentre lui era via, non dicevo niente a nessuno, me li tenevo per me e vedevo quando lui stava male, già il Signore lì mi stava dicendo. Però dopo un giorno al telefono lui mi ha detto: mamma, io mi sono convertito e ero terrorizzata da questo perché avevo già sperimentato sulla mia pelle e le avevo detto: figlio mio, sta attento a non entrare in una setta, ti prego, cerca di stare attento a quello che stai facendo. E lui mi ha detto: mamma, stai tranquilla, io sto bene, vedrai quando torno in Italia, vedrai che sono un'altra persona. Lui è tornato in Italia per svariati motivi, è tornato e continuava a parlarmi di Dio, di Gesù, e gli dicevo: senti, io non voglio sentire niente, Dio sa e Dio vede, io non voglio andare più da nessuna parte perché sapevo che non credevo più, credevo in Dio, però non credevo più in tutto ciò che potevano dirmi gli altri. Per me era proprio una cosa, finché un giorno mi sono decisa e sono venuta qua in chiesa insieme a mio figlio. Il primo giorno che sono venuta mi ha detto: cosa ti sembra della chiesa? E gli ho detto: figlio mio, questi discorsi io li ho sentiti, strasentiti, dunque per me niente. Dopo un po' di tempo porta mio marito, dovevamo andare a fare una grigliata, ci ha invitato a fare questa grigliata
e andiamo. Però non abbiamo detto niente, non ho detto niente che dovevamo venire in chiesa prima. Dunque io e mio marito ci prepariamo per questa grigliata e lui ha detto sì, però prima della grigliata dobbiamo passare prima in chiesa. E mio marito ha detto in chiesa? No, assolutamente, io non ci vado. Però è venuto il giorno e come è entrato in chiesa è rimasto folgorato. Il Signore lo stava aspettando e finalmente lui si è tolto tanta sofferenza che aveva dentro, che poi lui vi dirà. E dal giorno io sì, ero felice per questo, però c'era sempre quel qualcosa che io non riuscivo completamente a fidarmi. Ho fatto un sogno che non sto qua a spiegare, ma è stato un sogno per cui Dio mi ha veramente parlato nel sogno, dove mi diceva che come salvava mio marito poteva salvare me. E sì, continuavo a pensare a questo sogno, questa cosa che Dio mi aveva detto nel sogno, finché un giorno proprio ero proprio giù moralmente. Mi sono messa a pregare e piangevo e dicevo, Dio, se veramente tu vuoi farti conoscere da me, dammi un segno, fammi vedere qualcosa. Ho aperto la Bibbia e mi è comparso il capitolo 54 di Isaia, dove lì Dio mi dice che ha perdonato i miei errori di giovinezza, che mi aveva girato la faccia, ma lui mi avrebbe riaccolto a braccia aperte. Io in quel capitolo ho letto la mia vita e da quel momento in poi il mio cuore si è completamente aperto a Dio, a Gesù. Ed eccomi qua. Gloria a Dio. Gianluca, venite. Mi sembra che ci sia anche l'altra figlia qui con il marito, non so se volete venire, venite anche voi qui davanti, se lo desiderate, se no restate anche lì, ok? Beh, comunque benvenuti in mezzo a noi, Dio vi benedica. Ok. È lui che ha fatto tutto il guaio, lui questo qui è l'autore, l'artefice dei guai, è stato lui. Ok. Volevo sottolineare una cosa, io oggi che mi sono incontrato con loro questa mattina dentro di là, gli ho chiesto gentilmente non citate nessuna denominazione, da dove venite fuori, noi non vogliamo parlare male di nessuno. Quindi parlate della vostra esperienza, ma non fate, no, quindi perciò non è stato detto qual è questa setta che ha frequentato, va bene? Perché è importante per me. Alleluia, Dio la gloria. Ok, Silvana, tu credi che Gesù ti ha tanto amato che ha dato la sua vita per te, l'intera vita, per salvarti, per liberarti, per guarirti e per scrivere il tuo nome nel libro della vita? Sì. Credi che Dio ti ha tanto amato che ha mandato suo figlio a morire sulla croce per te? E oggi suo figlio è risorto ed è seduto alla destra di Dio Padre e intercede per te? Sì. Sei pronta ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita che Dio ti dà su questa terra? Sì. Il mandato che Dio ci ha dato, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia Nel mio cuore sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore. Amen.
E lei non si muove da qui se non arrivi tu. Eccolo qui. Lo vuoi aspettare? Certo, gloria a Dio. Che bello quando il Signore ci prende marito e moglie. Non è bello? Perché possono dire: io e la mia casa serviamo l'Eterno. Amen. Io non sto vicino a te, però con tua moglie va bene. Va bene. Ok, pace a tutti. Ok, va bene. Allora, provengo da 22-23 anni di sofferenza, che una mia sorella carnale mi ha fatto un grosso torto, un tradimento molto forte. Si parla di un'attività, in poche parole lei mi ha truffato. Poi nel 2000 sono venuto qui in Veneto, ho iniziato a lavorare, andavo avanti, e avevo una bella famiglia. Adesso la vedo anche in modo diverso, la vedo più bella da quando mi sono incontrato con Gesù. Però io andavo avanti, ma dentro stavo sempre male, pensavo sempre al passato, odiavo mia sorella con tutte le mie forze. Speravo sempre di non incontrarla, perché non so cosa le avrei potuto fare. Negli ultimi 4 anni queste cose sono peggiorate, perché mio papà è morto, rimaneva una piccola casa da dividere tra me e mie sorelle. La cattiveria di questa mia sorella, quella che mi ha fatto questo torto, si è presentata di nuovo. Lei vuole questa casa alle sue condizioni, come quando vuole lei. Dunque la mia rabbia aumentava sempre di più. Io non dormivo la notte. Tante notti le passevo sveglio e mi rodevo ed stavo malissimo, cercavo la pace. Molte volte prima di andare a letto dicevo: se mi addormento e non mi sveglio più, almeno troverò la pace. Stavo male. Poi cosa è successo? Adesso questo è quello che ero. Poi adesso vi racconto del mio incontro col Signore. Proprio un anno fa ho iniziato a parlare con Gesù senza rendermi conto che io stavo parlando con Lui. Una notte non riuscivo a dormire con i pensieri di questa mia sorella, perché questa cattiveria, mi torturavo. Cosa è successo? 6 anni fa, per l'esattezza, io stavo lavorando in una casa di riposo, avevo un part-time. Mi arriva una chiamata al telefonino, rispondo, era un'agenzia. Luca, cercavo un posto di lavoro stabile, c'è una grossa azienda che ti vuole assumere. Ho detto vabbè, avevo fatto tanti colloqui, pensavo vabbè, vado al colloquio. Non ci speravo più, però avevo questo piccolo part-time. Vado al colloquio. Il giorno dopo io ero addetto alla manutenzione dei condizionatori. Il giorno dopo squilla il telefonino, rispondo, sei stato assunto. Cosa è successo? Mi sono guardato intorno, stavo facendo la manutenzione in una chiesetta che c'era in questa casa di riposo. Nella chiesetta non c'era nulla, c'erano solo alcuni banchi e una croce. Ho detto qui qualcuno dall'alto sta intervenendo. Siccome a me la mamma di Gesù mi ha sempre fatto tanta tenerezza, non lo so, mi sono rivolto a lei. A 50 metri da casa mia c'è una statuina della Madonna, e allora io ogni mese, come prendevo lo stipendio, portavo i fiori a questa Madonnina. Andavo lì, la chiamavo la mia mamma celeste, facevo l'Ave Maria come si fa di solito, poi le parlavo
apertamente, però non riuscivo mai a dire di intercedere presso Gesù o presso Dio. Gesù e Dio per me erano troppo lontani. E ogni mese io la ringraziavo. Quando capitava che le notti non dormivo perché mi tornavano i pensieri di mia sorella, ed era una tortura, credetemi, dormire solo 30 minuti e poi andare a affrontare 8 ore di lavoro. Era dura. Mi rivolgevo alla Madonna, le chiamavo: Mamma Celeste, aiutami, ti prego, vorrei dormire, non ce la faccio più. Proprio un anno fa, nel mese di marzo, era tremendo. Io stavo malissimo per questa storia dell'eredità con mia sorella. Una notte ero stanco, non ce la facevo più, volevo pace. Le dicevo: Mamma Celeste, ti prego, aiutami, dammi pace, fammi dormire. Non ce la facevo, niente, la notte non si dormiva. Non so perché, come. A un certo punto ho detto: Gesù, ti prego, aiutami, io non ce la faccio più, mi sono addormentato. Però il giorno dopo io non mi sono reso conto che io avevo parlato con Gesù. Cosa è successo? Il 12 aprile io dovevo vendere una macchina. L'ho messa in vendita, l'ha messa in vendita mio figlio, ha fatto tutto lui. Sono venuti 3 persone a vedere l'auto, erano stranieri, abbiamo capito con mio figlio che erano musulmani. Hanno visto, vabbè, ci mettiamo d'accordo sul prezzo, ci incontriamo a Cairano il giorno dopo per fare l'auto di vendita. Mi dovevano dare i soldi in contanti. Avevamo capito che il giorno dopo sarebbero stati in più, sarebbero state 6-7 persone. Un po' di timore tu lo hai, dici: sono stranieri, non li conosciamo, mi devono dare soldi, un po' di timore c'era. Dando l'auto, poi dovevo tornare indietro, dunque io sono andato con l'auto che dovevo vendere e mio figlio con la sua, in modo che mi riportasse indietro. Mentre mio figlio è andato avanti, io seguivo con la mia macchina. A un certo punto, non so perché e come, Gesù, ti prego, aiutami, proteggi me e mio figlio affinché vada tutto bene. Siamo andati lì, abbiamo trovato delle persone squisite, è andato tutto bene. Tornando indietro, io ho ringraziato di nuovo Gesù, però non mi rendevo conto che stavo parlando con lui. Non mi rendevo conto. Era il 12 aprile. In quei giorni io sarei dovuto, il 17 era il giorno di Pasqua, di domenica. In quei giorni io sarei dovuto andare a essere in Sardegna per firmare l'atto di vendita della mia parte a mia sorella, alle sue condizioni. Perché alle sue condizioni? Perché cercavo la pace. Io volevo pace, non mi interessavano quei pochi soldi, volevo la pace. Risultato, ennesima bugia. In questa ennesima bugia è successo che io sono venuto in chiesa a Marustica, non ero in Sardegna. Come sono venuto, come vi ha detto poco fa mia moglie, c'era Pasqua, si decide di andare a mangiare in una baita, giusto? Ero in cucina che prendevo il caffè, sono state le 9, mia moglie mi fa: dai, sbrigati, cambiati. Sono le 9, se mangiamo all'1, dove dobbiamo andare? Così lontano. Ho detto: no, dobbiamo passare in chiesa a Marustica. In chiesa a Marustica? Non ci penso proprio. Io in chiesa non ci vado. Marustica, io non avevo mai messo piede a Marustica, non conoscevo Marustica, la confondevo per Ustica. Vabbè, per pace, vabbè, gli accontento, andiamo in chiesa. Siamo venuti qui in chiesa, sono entrato, saranno state le 10:25, ho salutato, si è andato 3-4 persone, mi sono guardato attorno, tra me e me ho detto: ma qui le persone sembrano se stesse. Mi sono seduto là, alla 4ª fila, lì a sinistra, e iniziato il culto.
tutti sapete come inizia il culto, che si battono le mani, come tutti hanno iniziato a battere le mani, io ho iniziato a tremare dentro. Tremavo, non riuscivo a star fermo e sono iniziato a uscire le scritte. Non importa chi tu sia, da dove vieni, sei qui, Dio ti ama. Io ho iniziato a piangere, non capivo il perché, non riuscivo a star fermo, poi è uscita la scritta, ogni ginocchio si piegherà, lì piangevo ancora di più. Poi mi sono accorto che piangevo e qui era pieno di gente che non conoscevo, difficile che io pianga. Volevo uscire dalla chiesa, mi sono girato verso l'uscita, le gambe si sono bloccate, non mi rispondevano. Mi sono rigirato di nuovo, io non so se l'ho visto solo io, ma ho visto un campo di grano. C'era Gesù che mi porgeva le mani. Io sono andato tra le sue braccia e dicevo: Gesù mio, Gesù mio. Poi ho avuto una grande pace. Poi dopo un po' il coro, che io ringrazio, perché loro quando cantano ti fanno arrivare a sfiorare il Signore. Io almeno la vedo così, ringrazio tanto sia le cantanti che chi suona. Hanno cantato Non Turning Back ed è stato qualcosa, lì ho iniziato a piangere. Io dicevo: no Gesù, io non torno indietro, voglio stare con te. Poi siamo usciti dalla chiesa, ma io ero completamente un'altra persona. Vedevo tutte le cose in modo diverso. La mia famiglia, non lo so, la vedevo più bella. Il giorno dopo ho iniziato subito un rapporto, io lo chiamo il mio Gesù. Con lui ho iniziato a parlare subito con lui, a comunicare. La mattina, se io non parlo con lui prima di andare al lavoro, non riesco, devo parlare con lui, ho bisogno di parlare con lui, ho bisogno di chiedere che mi stia vicino. Quando esco dalla fabbrica e chiudo la porta, i miei occhi ringraziano il Signore. Molte volte lo ricordo questo il momento che mi sono incontrato lui mentre lavoro e piango. In 58 anni ho pianto 5 volte nella mia vita, adesso piango 5 volte alla settimana. Piango solo, i colleghi mi guardano e mi dicono: ma questo qua? Comunque. E poi ho capito subito cosa dovevo fare. Però sono molto puntiglioso, mi piace ogni cosa che sia al suo posto. Devo decidere io il giorno, l'ora, come e perché. Ho detto: vabbè, so cosa devo fare, devo chiedere al Signore 3 cose molto importanti. Innanzitutto di perdonare i miei peccati nella vita precedente. E allora ho detto: ma sì, per parlare con il Signore vorrei essere io e Lui. E pensavo all'aperta campagna. Ho detto: vabbè, uno di questi giorni prendo la decisione, perché devo scegliere anche il posto, devo andare come voglio io. Non è andata come volevo io, ha deciso il Signore. Vado a letto, io prima di addormentarli parlo sempre col Signore. Allora a un certo punto: Luca, vai. Ho chiesto al Signore di perdonarmi i peccati che ho commesso nella mia vita. Una pace. Poi c'era la seconda cosa, molto molto importante: perdonare. Per me era dura perdonare. Mia sorella, immagina, come vi ho detto poco fa, perdonarla per me era durissima, col male che mi aveva fatto e che mi stava facendo tuttora. Però sentivo in cuore il desiderio di doverlo fare.
Anche per quello ho detto che questo è importantissimo, devo andare in campagna, devo essere io e il Signore, invece no. Anche lì ha deciso il Signore il momento, sempre in camera mia, mi ha dato, non lo so, lo chiamo spunto, ho detto al Signore che perdonavo mia sorella. Poi c'era la terza cosa, dovevo dire al Signore che volevo dedicargli il mio cuore e la mia vita. E quello era importantissimo. Ho detto, tornavo sempre alla campagna, non è andata così. Ha deciso il Signore ed è successo qui in chiesa. Durante un culto il pastore ha detto chiudete gli occhi. Io ho chiuso gli occhi. Sapete tutti che quando si chiudono gli occhi c'è buio, no? Ma era un buio molto più profondo. Io mi sono sentito andare giù e non sentivo più nessuno vicino a me. E lì di nuovo il Signore mi ha dato, come dico sempre io, lo spunto, e lì ho detto al Signore che volevo dedicarle la mia vita, il mio cuore, e volevo battezzarmi. E poi dopo 2 o 3 settimane ho parlato col pastore, ho raccontato a lui la mia testimonianza e il pastore mi ha detto Gesù ti stava aspettando, vuole che tu ti battezzi. Io gli ho detto sì pastore, io sono venuto per quello. Che dire, il Signore mi ha rivoltato come un calzino. Prima avevo il buio nel mio cuore, adesso no. Prima desideravo, non mi interessava di morire, mi consideravo già morto. E dicevo, se muoio almeno avrò la pace. Adesso non ho paura di morire, ma perché? Perché se il Signore mi chiama, so che farò di tutto per andare con Lui. Gloria a Dio. Il Signore convince anche i sardi. I sardi sono un po' duri, Loro vogliono le cose, ma il Signore lo ha aspettato. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia, Luca. Bellissimo quello che abbiamo ascoltato, ciò che Dio ha fatto nella tua vita, ciò che farà ancora nella tua vita, perché non è che è l'inizio, ma è un cammino, una via per la santificazione. Siamo sulla via e quindi siamo veramente onorati di averti al nostro fianco per servirlo in questa comunità. La testimonianza che tu ci hai resa ad ognuno di noi, io devo farti queste domande molto importanti. Tu credi che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Sì. Tu credi che Egli è risorto il terzo giorno, che è seduto alla destra di Dio Padre ed Egli intercede affinché tu possa avere una vita d'esuberanza? Lo credo. Sei pronto ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita? Sì. Il mandato che Dio ci ha dato? Noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Non mi tiro indietro. Non mi guardo indietro. Sono che io seguirò. Alleluia. Alziamoci in piedi. Questo è il suo canto che gli piace. Io non mi guardo indietro. Sono che io seguirò. No turning back. Alleluia, non mi tiro indietro. Amen. Gloria a Gesù. Davanti a me la meta ho, dietro di me terra bruciata,
Gloria a Gesù. La tua chiamata sento già, rispondo adesso, non aspetterò, non ho futuro senza te, non torni in back. Alleluia. Tiro indietro, non mi guardo indietro, solo te io seguirò, non torni back, io non mi tiro indietro, io non mi guardo indietro, solo te io seguirò. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Non mi tiro indietro. Guardate che la vita cristiana non è facile. Non è difficile, lo dico sempre, accettare Gesù come Signore e Salvatore nel nostro cuore. O meglio, dobbiamo fare violenza. Il difficile è seguire Gesù. Perché le prove sono tante, le difficoltà sono tante. Però una cosa è certa, che Gesù ha detto: io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Amen. E Gesù ce l'ha anche dichiarato, ha detto: nel mondo avete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Amen. E noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Io voglio concludere solo con un cantico che a me sta molto a cuore. E quando ero piccolino lo cantavo sempre, ma lo sanno loro. Perché Gesù vive, il domani affronto, paura no. Perché Gesù vive, il domani affronto, paura no, più non avrò, perché io so che sta il futuro, è bello vivere sol perché vive Gesù, come tenere un bimbo in braccio, sentir la gioia che mi dà. Affronterò con sicurezza il sol domani sol perché vive Gesù. Perché Gesù vive. Perché Gesù vive, il domani affronto. Alleluia. Paura no, più non avrò. Paura no, più non avrò, perché io so che sa il futuro, è bello vivere sol perché vive Gesù. Amen. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo per questo meraviglioso culto, per questo tempo che tu ci hai dato. Signore, grazie perché Gesù ancora oggi può dire: la mia morte non è stata vana. La tua parola dice che egli vedrà il frutto del tormento del suo spirito e ne sarà saziato. Ecco che questa mattina ancora una volta potrà dire: la mia morte non è stata vana, perché ancora altri hanno creduto in me. Signore, ti ringraziamo per questo culto. Ti chiediamo, Signore, adesso nel restante di questa giornata di rimanere con noi. Signore, anche lì a pranzo dove saremo, vogliamo vivere una comunione fraterna. Signore, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.